La maledizione del maltempo colpisce ancora il Veneto. Il dramma si consuma stamattina nel Trevigiano a Gorgo al Monticano, dove un'auto esce improvvisamente di strada e finisce in un canale pieno d'acqua. Alla guida una maestra d'asilo di San Biagio di Callalta, Monica Lava, 39 anni, che non riesce a liberarsi e muore annegata. Gli automobilisti di passaggio chiamano i soccorsi, ma è già troppo tardi. Ho fatto tutto da sola, è andata dentro sul posto e la macchina si è capovolta e praticamente la parte della guida è andata a fondo sull'acqua e non c'è più niente da fare. A causare l'incidente probabilmente la strada viscida per colpa delle continue piogge che stanno flagellando il nord-est da 24 ore. Ore difficili anche per Ponte di Piave, dove l'innalzamento del fiume ha fatto scattare il preallarme. 15 famiglie che abitano nella Golena sono state evacuate e ospitate nella casa di riposo dove hanno trascorso la notte. A mezzogiorno è passata l'ondata di piena, fortunatamente contenuta. All'1 nel corso della riunione operativa tra il Genio Civile e i comuni sul Piave è stato stabilito che fino a sabato non verranno aperte le chiuse per evitare altra acqua fuori dagli argini sui campi già allagati, ma soprattutto è stata predisposta l'evacuazione di altre 60 famiglie. Il problema è l'argine, mantenuto in questo stato, che è uno stato schifoso, uno stato dove le erbacee crescono, vengono tagliate, lasciate marcire, e questa è la nostra sicurezza. È sporco, fa di tutto, non è quanto l'acqua che viene con quello che lascia e quando va giù. Parlare giusto bisogna parlare, perché il Piave bisogna che sia ben netto, tutto in ordine e a sarta gente che va dentro tagliarsi le robe, non che bisogna pagare e dopo chi ha se là è sporco, bisogna che sia tutto ben netto, tutto in ordine e ora sta acqua qua non succede queste robe qua. Dal Piave al Bacchiglione, a Vicenza sono stati distribuiti circa 3.000 sacchi di sabbia nei quartieri colpiti dalle ultime esondazioni. Oggi cala l'allarme, come cala il livello del fiume, passato da 4 metri e 43 centimetri di ieri ai 2 metri e 40 di oggi a Ponte degli Angeli. Purtroppo però i bacini di laminazione non sono ancora pronti per fronteggiare qualsiasi emergenza. A Caldogno i lavori dovrebbero terminare nel 2015 e tra 3 anni dovrebbe essere finito anche il bacino di Viale Diaz. Per ora però non resta che vivere col fiato sospeso. Per quest'anno diciamo che rimaniamo col fiato sospeso, ci organizziamo, i problemi si risolveranno quando probabilmente tutto il piano della Regione Veneto, della difesa del territorio, verrà attuato. Infine Padova, dove la pioggia ha congestionato il traffico, lunghe code sulle arterie di accesso alla città e su alcuni tratti delle tangenziali, ma la macchina dell'emergenza è pronta a mettersi in moto in qualsiasi momento. I volontari e la protezione civile è già allarmata, nel senso che se dovessero venire segnalati degli innalzamenti allora si interverrà.